Ritorno alla didattica in presenza al 50% per 3 settimane, un esperimento con la speranza che la curva dei contagi non risalga in modo inesorabile. Siamo all'ISIS Marco Casagrande di Pieve di Soligo, nel quale abbiamo intervistato il dirigente scolastico. Direi che grandi preoccupazioni non ce ne sono. Certamente noi sappiamo che il rientro a scuola comporta l'adozione di tutte le misure di contenimento del contagio, quelle che tra l'altro avevamo già sperimentato con l'inizio della scuola e che tutto sommato ci avevano dato dei risultati positivi. Certamente se i ragazzi continueranno ad adottare queste misure di contenimento del contagio, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento, io credo che potremo ricominciare veramente questa didattica in presenza ottenendo risultati positivi soprattutto nel recupero di quello che purtroppo è andato perso durante la didattica a distanza. Ecco, la didattica a distanza ha creato un grande dibattito in Italia. C'è chi non la considera didattica, invece chi dice che è stato un modo anche per dimostrare ai ragazzi di sapersi adattare alle difficoltà della vita, quindi un altro insegnamento importante per loro. Lei come la valuta? Sì, questo è vero. Diciamo che la didattica a distanza non è una novità nell'apprendimento, certamente non in una maniera così estesa come è successo qui, nel senso che didattica a distanza vuol dire, non so, acquisire conoscenza a distanza rispetto ad una disciplina o poche discipline. Qua invece hanno dovuto fare un curriculum intero. Certamente è stato un passo veramente molto importante per i ragazzi, perché hanno dovuto mettere in gioco tutte le loro risorse e il loro impegno e la loro responsabilità. Certamente non ha sicuramente prodotto gli stessi effetti di una didattica in presenza, però questo ci ha permesso comunque di non perdere completamente il tragitto di apprendimento dei ragazzi, e l'importante adesso è recuperarlo con la didattica in presenza. In conclusione, che cosa vuole dire alle famiglie e soprattutto ai ragazzi, anche a quelli di quinta superiore che si preparano agli esami di Stato? Allora sull'esame di Stato siamo ancora in attesa di sapere il Ministro cosa deciderà. Già le voci girano che insomma tutto sommato sarà un esame più simile a quello dell'anno scorso piuttosto che quello diciamo ordinario. Alle famiglie io voglio dire di stare tranquilli, perché dal punto di vista sanitario non siamo a posto e quindi la scuola non sarà un luogo dove il contagio si espanderà. Dico alle famiglie e dico ai ragazzi di non preoccuparsi, loro hanno raggiunto dei traguardi con la didattica a distanza, noi adesso li perfezioneremo con la didattica in presenza.